Ragazzi, mi rimpasso per favore. Partite da oggi le nuove restrizioni per il trasporto pubblico urbano, controlli alle fermate di autobus e tram anche a Padova. Il primo giorno è andato bene, ci confermano gli addetti alla verifica del Super Green Pass. Sta andando molto bene. Le persone sono molto educate e preparate. Necessaria per salire sugli autobus e sui tram la mascherina FFP2. Non basta più solo quella chirurgica. Gli utenti si sono dimostrati informati, sono pochi quelli che non avevano con sé il dispositivo di protezione idoneo per salire sui mezzi pubblici. Quei pochi sono stati allontanati. Alcuni no, alcuni non si rendono conto, però sono molto gentili e se li cambiano, altrimenti vanno via. La scelta di controllare prima che gli utenti siano saliti, ci spiega l'assessore Andrea Ragona, è stata fatta per evitare di dover sanzionare chi non fosse in regola sul mezzo. Vengono fatti prima di entrare, in questo modo cerchiamo anche c'è il modo di spiegare alle persone, evitiamo così anche di andare a punire le persone, perché se venissero trovate a bordo e non con il Green Pass in regola, ad esempio, dovrebbero essere sanzionate. Invece in questo modo si può evitare la sanzione spiegando semplicemente che le persone non possono entrare e quindi devono trovare delle alternative.